Tarvisio con Robert, pronti per proporvi un'altra idea per una pedalata. Pensiamo a Tarvisio e mi viene in mente la ciclovia Alpe Adria, ma oggi mi pare che tu in realtà voglia portarmi altrove, Robert, è così? Esatto, siamo circondati da bellissime montagne. Era questa qui la foresta del vescovo di Bamberga. Nel 1007 questa foresta viene ceduta dall'imperatore al vescovo, una superficie di 20.000 ettari. Un pezzetto di questa foresta oggi te la faccio attraversare con uno dei rami della Alpe Adria, appunto, perché qui a Tarvisio c'è la biforcazione, c'è quella che va a nord e quella che va a est. Noi seguiamo quella che va verso la Slovenia, che a un certo punto devia e ci porta ai laghi di Fusine. Fantastico! Una zona naturalisticamente molto interessante, siamo in fondo ad una valle, avremo una corona di montagne intorno a noi, molto alte, è una bellissima impressione. La pedalata come sarà? Presumo non facilissima a questo punto. Non posso nascondere che c'è qualche grado di difficoltà più del solito, però alla fine siamo ricompensati dalla meravigliosa vista e dei laghi e delle montagne circostanti. Il fondo sarà principalmente asfaltato? Tendenzialmente praticamente asfaltato, l'unica cosa è che ci vuole appunto un pochino di gamba. Sì. Va bene, vedremo di allenarla. Siamo Intanto abituati. un giretto a Tarvisio e poi si parte allora. Nell'ultimo lembo del nord-est della regione, ai piedi di alte montagne dai fianchi scoscesi e selvaggi, dolci e boscosi, si incrociano genti, usanze, lingue del mondo latino, di quello germanico e di quello slavo, un'esemplare convivenza del tutto naturale quando i confini non venivano segnati dagli uomini. Le finestre della chiesa dei Santi Pietro e Paolo sono decorate con immagini che ricordano questa ricchezza culturale. Gli imperatori Carlo Magno ed Enrico II, i monaci Cirillo e Metodio, il patriarca di Aquileia Ermacora, con un saluto di lode nelle diverse lingue. Nel presbiterio, affreschi del XVI secolo mostrano sulla parete nord scene del giudizio universale, mentre il dipinto di fronte ricorda il passaggio di Carlo V di Asburgo al tempo delle guerre ottomane. Per difendersi dalle invasioni turche del XV e XVI secolo, la chiesa viene circondata da un muro di cinta, di cui fanno parte i due torrioni, uno circolare, uno ottagonale, ancora visibili. A questo muro sono addossate alcune lapidi romane. Alla fine del XV secolo Tarvisio diventa così un baluardo contro le incursioni ottomane e la popolazione può rinchiudersi all'interno del recinto fortificato. La pista ciclabile supera con uno spettacolare passaggio il torrente Slizza, incuneato tra le rocce. Il ponte collega le due pareti della stretta valle a oltre 60 metri di altezza dal corso d'acqua e fa parte della vecchia linea ferroviaria rudolfiana che collegava Tarvisio a Lubiana. I boschi che circondano Tarvisio e la Val Canale sono parte della grande foresta di Tarvisio, un complesso di 24.000 ettari che tra il 1007 e il 1759 è proprietà del Vescovado di Bamberga. Poche pedalate ci siamo già fermati perché ci troviamo in un punto cruciale, uno snodo che ci permette anche di vedere poi quello che è lo sviluppo di tutto quello che offre la zona, ma anche effettivamente questo nome Alpe Adria cosa significa? Finalmente vediamo di che cosa si tratta. E in effetti questo qui è un punto cruciale perché qui si biforcano i due rami della FVG1 perché è la prima, la più rappresentativa, la Alpe Adria appunto. Noi prendiamo questo ramo che ci porta poi ai laghi di Fusine, in realtà continua, ciclabile, fino all'ingresso in Slovenia, anche un qualche chilometro più in là. Noi vediamo qui una rappresentazione ideale di quello che si vede di un percorso fatto in Slovenia, un po' della rete carinziana e la parte appunto che si sviluppa anche in regione Friuli Venezia Giulia.
ci sono circa una decina di chilometri adesso fino ai laghi. Prima raggiungiamo però, dopo aver passato il fiume Slizza con una bellissima passerella ex ferroviaria, adesso ciclabile, raggiungiamo la stazione di Treviso Boscoverde, che è la terza che è stata costruita, perché prima avevamo Treviso città e Treviso centrale, qui dietro adesso c'è Boscoverde. Allora, abbiamo questa particolarità che siamo in una zona di confine fra tre lingue, chiamiamole etnie, tre gruppi, soprattutto culturali e linguistici e gastronomici. Quindi abbiamo la lingua tedesca che arriva fino qui, la lingua italiana romanza latina da questa parte, e di qua c'è quella slovena. È proprio un trivio, un incontro di queste culture. La cosa si riflette poi anche dal punto di vista della cartellonistica. Qui ci sono molti cartelli che sono appunto espressi nelle tre lingue. Questo è anche il motivo per cui d'estate, una volta all'anno, c'è un incontro partendo dalle diverse località dell'Italia, della Carinzia e della Slovenia. Ci si incontra al Monte Forno, c'è una passeggiata comune e poi grande merenda collettiva. Attraversiamo un territorio magico che si può percorrere anche a piedi grazie all'Alpe Adria Trail, che collega la Carinzia, la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia in un susseguirsi di 43 tappe complessive, circa 750 km. È un cammino a lunga percorrenza che conduce dai piedi della montagna più alta d'Austria, il Grossglockner, attraverso i tratti più belli del paesaggio montano e lacustre della Carinzia, direttamente nei pressi del punto d'incrocio dei tre confini, per terminare sulle rive del Mar Adriatico a Muggia. È un itinerario concepito all'insegna del piacere di camminare e si svolge in gran parte in bassa montagna, e i dislivelli, per quanto possibile, sono minimi. Ogni tappa ha una lunghezza di circa 20 km e si completa pressappoco in 6 ore con una segnaletica omogenea. Lungo la via si trova almeno un punto di ristoro rinomato per la cucina, e le località d'arrivo sono sempre un luogo con possibilità di pernottamento.
Dopo un tratto in salita tra gli alberi iniziamo a scorgere il primo dei 2 laghi di Fusine compresi all'interno del parco naturale di Fusine, 50 ettari tra prati e bosco, tra gli specchi d'acqua più belli della regione, incastonati nella conca rocciosa del gruppo del Monte Mangart, dominato dalla sua cima e dal picco di Mezzodì. I 2 laghi occupano la base del grande avvallamento glaciale del Mangart e sono quel che resta del ritiro delle colate di ghiaccio che avvenne per fasi fino a 10.000 anni fa. Racchiusi in questa conca, i 2 laghetti sono separati tra loro da un cordone morenico di pochi metri e una differenza di dislivello modesta. Il lago superiore, a 929 metri, è inserito nel vasto pianoro alla base degli spalti del Mangart, ha una profondità massima di 10 metri. Il lago inferiore, a 924 metri, è circondato da un fitto bosco di abeti e faggi e ha una profondità massima di 25 metri. Nelle vicinanze del lago inferiore sorgono altri 2 minuscoli specchi d'acqua detti laghi piccoli. Montagne e alberi si specchiano sulla superficie dell'acqua e ogni periodo dell'anno ha colori e luci diversi e incantevoli. In estate si fanno piacevoli escursioni in barca remi, in inverno le ciaspolate sono un ottimo modo di godere del paesaggio innevato. Gli alberi più pregiati sono i cosiddetti abeti di risonanza per le particolari caratteristiche acustiche del loro legno, che viene utilizzato da secoli per la fabbricazione delle casse armoniche e degli strumenti a corda come violini, viole e violoncelli. I boschi che circondano i laghi sono l'habitat ideale per molte specie animali, dagli uccelli migratori alle anatre, alle oche di passaggio, tra i mammiferi, cervi, caprioli, camosci, la lepre comune e variabile, la volpe, lo scoiattolo, la donnola come l'ermellino e la faina, ed è stato segnalato anche l'orso. La fauna acquatica è composta prevalentemente da trota e salmerino reintrodotti. Nei cieli volteggia l'aquila reale assieme a molti piccoli uccelli e nascosti tra gli alberi trovano riparo gufi, civette, poiane, i rari gallo cedrone, gallo forcello e la pernice bianca.